bello il gioco a due tra Doyle e D'Elia. Si torna poi da Vitali, va dentro da Willis che controlla molto bene il corpo. Burns aspetta il raddoppio, Sacchetti da 3 punti, Brian Sacchetti caldo come una stufa, quindi sta davanti 20-17, risponde Cavaliero, 2 su 2 anche per lui. Poi il recupero di Burns che si lancia in contropiede e va a chiudere con l'inchiodata Chris Burns. Harry dall'arco sull'assist di Cavaliero. E allora la Quintana dall'altra parte, troppo spazio per lui, arresto il tiro da 3 punti, altro canestro da 3 punti, Tommy La Quintana, rimbalzo di Sherry, poi il contropiede velocissima Brescia ad andare in contropiede, Kalinowski morbido e comodo con layup. Deve andare al tiro Brescia, continuano i passaggi, sembra un giochino di passaggi, alla fine molto bene Burns. Per Crawford esce, si prende l'arresto e tiro. Drew Crawford è entrato in questa partita con gli ultimi suoi 2 canestri, che va dentro da D'Elia, bello il movimento di Harry. Deve giocarsi in 1 contro 1, non si esime dal fallo, arresto e tiro, segna ancora Drew Crawford e ora è inarrestabile, è una tigre su ogni pallone, poi offensivamente è un leone e segna da 3 anche lui. Tyler Kalinowski, momento super per Brescia, ancora Fernandez, la finta fa saltare Kalinowski, va da Doyle che si sente caldo, Milton Doyle vuole cancellare le critiche fatte da me stesso e allora Harry lanciato dall'altra parte, cade Kalinowski, Doyle da 3 punti, fate 3 su 4 da 3 punti per Milton Doyle. La palla persa di Brescia, il contropiede di Trieste, succede di tutto, arriva da Ross, 2 punti e nuovo vantaggio Trieste. 6 minuti alla fine del match, palla dentro di Vitali per Burns che fa saltare Upson e poi appoggia comodamente al vetro, -2. Proprio qua rischia di perdere la palla, la tiene viva Alviti, poi Vitali fa una cosa incredibile da terra e Crawford trova altri 2 punti in transizione offensiva in 1 contro 1, ma gioca giustamente col tempo Brescia. Burns da 3 punti, si alza da 3, l'aiuto del ferro e del tabellone Chris Burns. Alviti non trova il canestro, però il tap out di D'Elia per Fernandez, altra tripla dell'Obito quando conta. Salviti ha spazio per prendersi la tripla, non va, il rimbalzo è di Vitali e prende di Vitali che poi lancia una preghiera dall'altra parte. È vittoria Germani Brescia 81-78.